Liguria allambita dalla prima perturbazione d'autunno, allerta arancione sino alle 15 di domani sul Levante, Val d'Aveto e area di Genova. Attenzione al vento forte e alle mareggiate. Casarza Ligure, i dubbi del sindaco sulla quota di depurazione nella bolletta dell'acqua. Se gli enti competenti non chiariranno la situazione, spiega, chiederemo il rimborso di quanto versato finora. L'importanza dei luoghi di culto nel dialogo cristiano-islamico. Su questo spunto si è concentrata la riflessione ieri sera a Rapallo. La Costituzione italiana garantisce questa libertà altrove negata. La cassa del martirio di Santa Caterina, custodita nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sestri Levante, in trasferta a Genova. Sarà ospitata infatti nella mostra monografica dedicata alle opere del Maragliano. La neoplasia al colon retto è stata la prima patologia tumorale in Liguria nel 2017. Al Circolo Acli di Chiavari si è svolto oggi un convegno per spiegare come prevenirla e curarla. L'annuale Cena al Buio è stata ospitata a Chiavari. L'iniziativa, organizzata dall'Unione Ciechi e dal club Andrea Paroni, ha l'obiettivo di condividere una difficoltà per capire i suoi bisogni. La Rapallo Pallanuoto batte 16-5 il Bogliasco Bene nella seconda giornata del campionato di A1 femminile. Le giallo-blu partono subito forte, sorprendono le avversarie. In tribuna il CT del Sette Rosa, Fabio Conti. Buonasera a tutti, bentornati al Tiguglio. Oggi il meteo in apertura. La giornata odierna è trascorsa senza particolari disagi nel Levante ligure. La pioggia ha fatto registrare cumulate elevate soprattutto in Val d'Aveto, ma ad ora la situazione è sotto controllo. La Protezione Civile regionale ha diramato l'allerta arancione sul settore C dalle 20 di oggi alle 15 di domani, dopodiché sarà gialla sino a mezzanotte. Interessati tutti i bacini. Come vedete anche dalla grafica dell'ARPAL, allerta arancione per la zona di Genova, l'entroterra, la Val d'Aveto e l'area del Levante sino a Spezia, allerta gialla invece sul Ponente e il suo entroterra. Ma per tutti i dettagli sentiamo Andrea Lazzara, portavoce dell'ARPAL. Come è andata la giornata di oggi? I fenomeni più intensi dove si sono verificati? I fenomeni più intensi si sono verificati in Val Bisagno con naturalmente anche significativi del Bisagno a monte nella zona della presa di Bargagli e ovviamente con poi questa quantità d'acqua che è finita anche a valle senza però al momento creare problemi di sorta. Per quello che riguarda invece il Levante adesso si osservano leggeri innalzamenti, l'Entella comincia a rispondere. A monte ci sono state deboli, solo localmente moderate precipitazioni, è anche normale che accada così dopo tante ore di pioggia, qualche quantitativo superiore di precipitazioni nella zona dell'Aveto, però per adesso la situazione è sotto controllo. C'è un'allerta che riguarderà tutta la notte fino a domani, quindi che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore? Ci dobbiamo attendere che le precipitazioni proseguano, a tratti anche intense, dunque massima attenzione ovviamente a queste piogge che dovrebbero interessare le zone coinvolte dall'allerta. Lo ricordiamo, l'arancione è per le zone B, C ed E fino alle 15 di domani, quindi precipitazioni e particolare attenzione fino alla mattinata di domani domenica, poi ci sarà una temporanea attenuazione dei fenomeni, non è detto che si tratti di vere e proprie pause, ma di un'attenuazione dei fenomeni prima di una nuova ripresa prevista per le ore serali, ma tutte le valutazioni verranno fatte oltre al monitoraggio che viene effettuato in tempo reale H24 in sala operativa regionale di protezione civile, verranno fatte anche alla luce delle modellistiche in uscita già stasera, ma soprattutto domani mattina. Vento e mare, soprattutto sulla giornata di domani e lunedì, devono preoccupare? In questo momento lo state controllando? Sì, i venti sono in intensificazione, già si sono avute raffiche anche superiori ai 100 km/h. Per il mare domani sulla zona C, quindi sulle coste del Levante, sono previste mareggiate che andranno ancora ulteriormente intensificandosi verso la giornata di lunedì, interessando tutte le coste della nostra regione, quindi particolare attenzione anche a chi va per mare o alle problematiche che riguardano i diportisti. I vigili del fuoco sono stati chiamati in causa per alcuni interventi, per fortuna non gravi. I pompieri di Chiavari sono accorsi a Chiavari, in zona San Pier di Canne e a Romaggi di San Colombano Certenoli, per due alberi caduti che avevano entrambi i casi occupato parte della sede stradale. A Sestri Levante è stato necessario l'intervento per alcuni calcinacci finiti a terra in via Nazionale. I vigili del fuoco di Rapallo infine hanno rimosso il ramo di un albero caduto su di un'auto parcheggiata in centro città.
A causa del temporale, i residenti delle località di Romaggi e Aveggio, nel comune di San Colombano Certenoli, sono senza corrente elettrica dalle 11 di questa mattina. Un grave problema, spiegano alcuni, soprattutto per gli anziani e per le famiglie con i bambini. Rimanere senza corrente, lamentano ancora, è un problema che si ripete da tempo, probabilmente a causa di una linea elettrica ormai fatiscente che sembrerebbe provenire dalla centrale di Borzonasca. Così, dicono i residenti delle due frazioni, o per il taglio di alberi lungo la linea, o per lavori o come in questo caso quando piove, le abitazioni rimangono senza corrente per diverse ore, causando disagi non indifferenti. Basti pensare agli alimenti nei frighi o nei congelatori che rischiano di essere buttati, fino agli apparecchi necessari per combattere il freddo dell'inverno che rimangono spenti. I residenti di Aveggio e Romaggi chiedono dunque ad Enel e all'amministrazione comunale di prendere sul serio la questione. Ci spostiamo ora a Casarza Ligure. Il comune si domanda se la quota di depurazione contenuta in bolletta è lecita oppure no. Il sindaco ricorda che l'attuale impianto di Riva Trigoso è stato dichiarato non idoneo e che l'intera Valpetronio è in attesa del nuovo depuratore alla Ramaia di Sestri Levante. L'amministrazione sollecita dunque le autorità competenti a chiarire la situazione. Sentiamo. È dovuta o no la quota di depurazione contenuta nelle bollette dell'acqua? A chiederselo il sindaco di Casarza Ligure dopo le segnalazioni giunte in comune da parte di numerosi residenti. Così la giunta intende vederci chiaro. Già diverse sentenze della Corte di Cassazione, spiega Giovanni Stagnaro, hanno stabilito che il pagamento in bolletta del canone per il servizio idrico integrato è dovuto soltanto in presenza di un corrispettivo, effettivo ed efficace servizio di depurazione. Sentenze che hanno permesso a molti contribuenti in varie parti d'Italia di ottenere la sospensione del pagamento e il rimborso di quanto versato. E allora sono partito da un parere della Commissione europea che dichiara l'impianto di Riva Trigoso, il cosiddetto rotostaccio dove anche i liquami di Casarza finiscono, non idoneo alla depurazione delle acque perché privo di trattamento appropriato di depurazione di acque reflue. Il comune di Casarza Ligure si è già mosso interpellando uno studio legale genovese, ma ora cerca risposte dalle autorità competenti. Chiediamo che ci vengano forniti i dati che certifichino la corretta depurazione, altrimenti non soltanto chiederemo di non pagare più nelle prossime bollette la quota di depurazione, fino a che non verrà realizzato il nuovo impianto che dovrà essere costruito ad oggi in località Ramaia anche per il comune di Casarza Ligure, ma che vengano rimborsate le quote di depurazione pagate negli anni precedenti dai concittadini. Continua a destare preoccupazione la mancanza di chiarezza sulla riorganizzazione delle attività chirurgiche a partire dalla Dei Surgery a Sestri Levante, ma anche il permanere, nonostante 3 anni di sollecitazioni, di 2 piani dell'ospedale sestrese ancora vuoti. Lo denuncia il sindaco. Ad oggi, scrive Valentina Ghio in una lettera inviata all'assessore regionale Sonia Viale e all'ASL 4, non c'è mai stato un confronto istituzionale specifico sulla riorganizzazione che dia modo al sindaco di spiegare ai cittadini con quali reparti e specificità viene riorganizzato il polo di Sestri. Una situazione che dunque deve chiarirsi in tempi rapidi. Riteniamo, prosegue la Ghio, non tutelanti dei cittadini iniziative di riorganizzazione che non siano state condivise con il territorio e che non siano figlie di un progetto chiaro, con risorse definite e tempi certi. Siamo così all'informazione religiosa, battute finali per il Sinodo sui giovani in corso in Vaticano, oggi penultima giornata di lavori, con un momento di festa organizzato dai ragazzi per il Papa. In una lettera ricca d'affetto, tra l'altro, i ragazzi partecipanti all'assemblea hanno così scritto a Francesco: siamo con te e con tutti i vescovi della nostra Chiesa, anche nei momenti di difficoltà. Ma sentiamo su quest'ultima giornata l'intervista al presidente della CEI Bassetti. Il documento è molto bello, è scritto in un italiano che se fosse un professore di lettere darei 9 per come scorre bene anche il testo e questo è importante. Una osservazione che colgo immediatamente è il profondo legame con l'Alto Sinodo, perché questo Sinodo importantissimo ma è un corollario della famiglia. E quindi è poi anche questa alleanza che si rende più necessaria fra, almeno per i giovani cattolici, fra famiglia, parrocchia e scuola. Quando c'è discrasia fra queste 3 realtà, irrimediabilmente il giovane ne soffre. Quindi il documento sottolinea un patto di alleanza molto forte in questo senso.
Il Papa dice sempre, qui nella Chiesa non si tratta di cambiare qualche cosa, di rinnovare qualche cosa, non serve a niente, ci vuole un cambiamento di mentalità e di cuore, cioè una conversione. Quindi o rientra, ecco, questo documento molto bello che ha tutte le caratteristiche per farsi accettare in questa ottica, oppure altrimenti c'è il pericolo che qualche cosa si faccia, ma non è più il momento di fare qualche cosa di fronte a un mondo che sta bruciando. Oggi dunque l'approvazione del documento da parte dei padri sinodali, paragrafo per paragrafo, mentre domani mattina alle 10 nella Basilica Vaticana il Papa presiederà la messa di chiusura del Sinodo, seguirà l'Angelus, entrambi i momenti verranno trasmessi in diretta su Telepace 1 al canale 15. Veniamo sul nostro territorio. Il dialogo tra religioni avviene anche attraverso la presenza dei luoghi di culto dove poter professare la propria fede. La riflessione su questo tema è stata condotta nel primo appuntamento organizzato in diocesi in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. In Italia oggi sono presenti i rappresentanti di molte religioni che non sempre hanno un adeguato spazio dedicato al culto, benché la Costituzione preveda e garantisca questa libertà altrove negata. Ma sentiamo una sintesi di quanto emerso. La riflessione sui luoghi di culto ha caratterizzato la prima iniziativa in diocesi organizzata in occasione della 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico. Alla Casa della Gioventù di Rapallo si sono confrontate le diverse esperienze. In Italia oggi vivono circa 6 milioni di persone appartenenti a religioni diverse da quella cristiano-cattolica. La Costituzione della Repubblica Italiana prevede la libertà di culto, sia pubblico sia privato. La presenza di alcuni luoghi specifici per professare la propria religione ha una valenza anche di carattere sociale. Dietro ogni comunità c'è un sistema scolastico, un sistema di formazione, un sistema di riconoscimento della comunità stessa, di costruzione dell'identità, c'è un sistema di assistenza. Pensiamo all'importanza del welfare religioso, cioè della carità che non soltanto i cristiani ma anche i musulmani, gli ebrei, i buddisti fanno ai loro membri in difficoltà oppure in generale ai poveri. Ecco, non avere luoghi riconosciuti, trasparenti, dignitosi, nei quali fare comunità religiosa significa anche impoverire il nostro tessuto sociale. Gli aspetti affrontati sono stati molteplici, ma l'accento è stato posto proprio sulla valenza antropologica e teologica del luogo di culto, che in quanto tale non può essere considerato come un posto qualunque. Il luogo di culto è un luogo strano, è un luogo diverso, è un luogo altro dai luoghi comuni, perché altro è Dio, mi pare. Ecco, a me pareva importante che comunque il luogo di culto avesse questo carattere di alterità, che ci aiutasse ad andare in un mondo altro, in una dimensione non scontata, ecco, non acquisita, ma sempre interpellante, un po' provocatoria. L'intera relazione registrata alla Casa della Gioventù di Rapallo sarà trasmessa martedì prossimo alle 20:50 su Telepace 2, che è il canale 85. È partita con destinazione Genova, Palazzo Reale, la cassa processionale del martirio di Santa Caterina, che è custodita dalla confraternita dei disciplinanti di Santa Caterina d'Alessandria nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Sesto in Levante. L'opera sarà esposta nell'ambito della prima mostra monografica dedicata ad Anton Maria Maragliano, allestita dal 10 novembre al 10 marzo 2019 al Teatro del Falcone nel Palazzo Reale di Via Balbi. Sentiamo. Anche se con un po' di ansia siamo felici che la nostra cassa processionale, grandiosa cassa processionale di Santa Caterina, possa essere in mostra assieme alle altre opere di Anton Maria Maragliano. Dal punto di vista pratico, lo smontaggio e il trasporto, cioè quanti passaggi richiede il lavoro? È uno smontaggio molto complesso. Fortunatamente chi l'ha fatto qui sono professionisti che fanno questo con grande cautela e grande competenza, accompagnati anche dai restauratori, dalla sovrintendenza. Definiamo queste casse processionali delle vere e proprie macchine devozionali, macchine nel senso più nobile della parola, perché si muovono durante le processioni, ma anche perché vengono costruite con incastri molto precisi,
sono frutto della collaborazione di doratori, intagliatori, coloritori, quindi sono dei veri e propri teatri in movimento, quindi smontarli richiede la perizia come se si dovesse costruire un palco per un teatro. Quale significato ha per la confraternita il fatto di prestare una cassa processionale di questa importanza ad una mostra di livello comunque nazionale almeno? Questa mostra è un'occasione per far vedere in un unico luogo opere che sono disseminate in tutta la Liguria, da Savona a Sestri Levante, da San Michele di Pagana fino ad Arenzano. Quindi vorremmo che dopo questa mostra venisse la curiosità di vedere queste grandi opere nel loro luogo. Quindi è questa l'occasione che noi vorremmo, dare uno stimolo poi a seguire queste opere nel loro territorio. Siamo ora alla pagina della cultura. Intanto ricordiamo che a causa del maltempo molti degli appuntamenti in programma per oggi e per la giornata di domani sono stati annullati o rinviati. Ad esempio la castagnata del gruppo Pino Solari in piazza Rupinaro a Chiavari è spostata a sabato 3 novembre. Rinviata data da destinarsi la castagnata organizzata a Levi dall'associazione SP32 e anche il concerto del coro Voci d'Alpe che era previsto per oggi nella chiesa di San Rufino a Levi. Per quanto riguarda domani, la transumanza a Santo Stefano d'Aveto è stata spostata domenica 11 novembre. L'Agri Castagnata ai giardini pubblici di Via Piani a Carasco rinviata al 4 di novembre, rinviata data da destinarsi la castagnata organizzata all'Anfas di Villa Gimelli a Rapallo. E così è stata annullata anche la tradizionale fiera di San Simone che era in programma per tutta la giornata di domani a Lavagna. Molti altri appuntamenti sono stati annullati o sono in fase di riorganizzazione, per questo questa sera non andrà in onda la consueta scheda degli appuntamenti. Oggi pomeriggio al circolo Acli Fanin di Chiavari invece si è svolto il convegno sulla prevenzione e la cura della neoplasia al colon retto. Sono intervenuti 3 medici dell'ASL 4, l'oncologa Maria Cristina Barzacchi, il chirurgo Francesco Razzetta e la psicologa Elisa Fadda. Siamo andati a sentire. La neoplasia al colon retto è la seconda patologia per frequenza tumorale in Italia e in Liguria nel 2017 è stata la prima. Motivo principale è la maggiore incidenza con le persone di età avanzata, che sono in percentuale elevata nella nostra regione. Molto raro che si manifesti prima dei 50 anni e colpisce in modo uguale maschi e femmine. Il contrasto di questa patologia inizia naturalmente con la prevenzione. Questa è un'arma molto potente perché dipende da noi. La prevenzione primaria è settata nell'obiettivo è quello di evitare l'insorgenza del carcinoma del colon e esistono dei fattori di rischio, uno è l'età che non è modificabile, ma ci sono altri fattori di rischio come le abitudini alimentari, la dieta, l'attività fisica, l'astenersi dal fumo che però sono direttamente invece dipendono da noi, quindi la prevenzione primaria è molto importante, una dieta il più possibile ricca di fibre, di frutta, di verdura e invece scarsa di grassi animali, poca carne rossa, molto pesce, eventualmente carne bianca. E poi c'è tutto il capitolo della prevenzione secondaria, quindi dei programmi di screening. Nella nostra ASL dal 2009 esiste il programma di screening con la ricerca del sangue occulto fecale e questo l'obiettivo è quello di diagnosticare in fase precoce le malattie, il carcinoma del colon o quello che lo precede, cioè ad esempio i polipi adenomatosi. Ha riscosso un buon successo la cena al buio ospitata quest'anno a Chiavari. L'iniziativa, promossa dall'Unione Italiana Ciechi, consiste nel far condividere un'azione semplice e quotidiana come la cena con i commensali bendati, quindi privati della vista. Un modo semplice per comprendere piccoli e grandi disagi che persone non vedenti affrontano giornalmente. Vediamo. Condividere le difficoltà per capire i bisogni. Lo spirito con cui da diversi anni si organizza la cena al buio è proprio questo. Quest'anno l'insolito banchetto è stato allestito al ristorante Veranapoli di Chiavari. L'organizzazione è stata condivisa con l'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni e nasce dall'amicizia tra il portiere biancoceleste e l'attuale presidente della sezione chiavarese dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. È stata
una serata tra virgolette difficile, perché si è passati dal mangiare anche cose un po' più semplici come poteva essere una frittella piuttosto che qualche raviolo, fino a dover tagliare la carne, e lì sono iniziate delle difficoltà, perché appunto più volte non riuscivi ad afferrare il boccone, ma allo stesso tempo anche solo versare dell'acqua o farti passare la bottiglia è un qualcosa di diverso. L'obiettivo della serata, che come sempre ha riscosso curiosità e partecipazione di pubblico, è quello di far immedesimare i commensali nella vita quotidiana delle persone che non vedono, non per commiserazione, ma per spronare una sensibilità che talvolta sfugge sinché non si prova il disagio. Come sempre col sorriso. Ora il massimo che poteva capitare questa sera era togliersi la benda a fine serata e magari non aver bevuto l'acqua o il vino perché non l'avevamo trovato, oppure al massimo rovesciarsi un po' di sugo addosso. Però se si fanno tesoro di queste piccole difficoltà e degli stratagemmi che si devono adottare inevitabilmente se non vedi per vivere una vita normale, allora poi magari dove conta davvero, dove c'è in gioco la vita, nella vita di tutti i giorni, possiamo metterli in pratica, perché io dico sempre che non esistono delle regole, un libro per poter rendere la vita migliore alle persone che non vedono, basta il buon senso e a volte immedesimarsi un po', e questa è un'esperienza forte che ovviamente noi non obblighiamo di fare a nessuno, ma che chi fa deve sapere che per quelle 2 ore il telefono lo spegne, si mette in gioco per davvero e cerca di capire delle cose. Cronaca, un 46enne milanese è stato arrestato in corso Matteotti a Rapallo dalla Polizia di Stato. Il fatto ieri sera: l'uomo avrebbe violato gli obblighi di sorveglianza speciale. Durante il controllo sono emersi numerosi precedenti per reato contro il patrimonio, rapine, detenzione illecita di stupefacenti, violenza privata ed estorsione. La misura della prevenzione della sorveglianza speciale era stata recentemente aggravata dal Tribunale di Milano per ripetute violazioni della stessa. Questa mattina c'è stato il giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Siamo allo sport. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla Lega di Serie B contro la sospensiva decisa invece dal TAR del Lazio in merito al format del campionato 19 squadre. Nel merito il ricorso sarà discusso il 15 novembre. Per il momento dunque il campionato di B continua regolarmente. La sezione quinta si è pronunciata questa mattina, ora la palla passa al Consiglio federale di martedì 30, in cui si potrà avere un quadro più chiaro della situazione, compresa quella che riguarda la Virtus Entella. Adesso la pallanuoto. Oggi il Rapallo Pallanuoto ha battuto il Bogliasco Bene al Poggiolino nella seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile. Netta la vittoria delle gialloblu. Tra gli spettatori che gremivano la tribuna c'era il CT del 7 Rosa Fabio Conti. Siamo andati a vedere. Partite subito forte, le atlete del Rapallo Pallanuoto hanno sorpreso il Bogliasco Bene quest'oggi mai in partita. Al Poggiolino, nella seconda giornata di campionato, le padrone di casa hanno fatto proprio il derby 16-5. Le ragazze di mister Antonucci sono state molto precise in difesa e hanno sfruttato le loro migliori armi, tra queste il contropiede. È ancora presto per fare calcoli, ma la soddisfazione in casa gialloblu è alta. Siamo sicuramente una squadra molto rinforzata, però abbiamo veramente un organico molto giovane, con delle ragazze di assoluto valore, di interesse anche nazionale, ma comunque molto giovani, quindi dipenderà molto dalla crescita che riusciranno ad avere in questo campionato. Possiamo arrivare, il minimo è confermare la posizione dell'anno scorso, che è quella di arrivare comunque nelle coppe europee, poi quello che ci sarà in più vedremo, però l'obiettivo è sicuramente quello di migliorare la stagione dell'anno scorso. Un derby che le mie ragazze non hanno giocato. Con queste parole invece il tecnico del Bogliasco Bene analizza la gara a Bordovasca. La bravura delle rapallesi poteva essere arginata con un impegno maggiore, spiega, cosa che non si è vista. Nonostante ciò è ancora presto per preoccuparsi. No, non mi preoccupa, so che alti e bassi ne avremo tanti, noi non sarà il primo, purtroppo non sarà, questo è il primo e non sarà l'ultimo. Dispiace quando succede, perché si è mancata una bella occasione per crescere. Se capiranno quello che hanno fatto e durante la settimana faranno qualcosa di più, forse ne sarà valsa la pena anche perdere in questo modo. Lo vedremo. In A1 maschile invece la Prorecco ha vinto 18-7 in trasferta contro la neopromossa Roma Nuoto. Questa notte tornerà l'ora solare, lo ricordiamo in conclusione, alle 3 le lancette dell'orologio torneranno indietro di 60 minuti facendoci guadagnare un'ora di sonno. Domani il sole tramonterà prima, ma acquisteremo un'ora di luce al mattino. Quello di quest'anno potrebbe essere l'ultima volta dopo la pronuncia della Commissione europea che aveva annunciato di voler abolire il cambio, un annuncio che è ancora in fase di discussione.
Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Vi ricordo domattina alle ore 10 la messa presieduta dal Papa dalla Basilica Vaticana per la chiusura del Sinodo e poi l'Angelus in diretta su Telepace 1 al canale 15. Per tutti gli aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata, buona domenica a tutti.